Il 18 aprile di 70 anni fa, nel 1948, le prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana dopo l'entrata in vigore della neonata Costituzione, un passaggio politico fondamentale anche per la stessa collocazione geopolitica del nostro Paese. Marco Frittella. Fu la più aspra campagna elettorale di sempre, quella di cui ricordiamo il 70° anniversario. Da una parte la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, che dopo il viaggio negli Stati Uniti aveva sbarcato i comunisti dal governo e rotto il patto del CLN, dall'altra il Fronte Popolare dei comunisti di Togliatti e dei socialisti di Nenni. Primi risultati, altissima percentuale di votanti. Scontro senza risparmio, vinto dai democristiani e dai loro alleati, che trionfarono col 48% dei voti, mentre il Fronte si fermò ad un disastroso 30%. Anche la Chiesa non si risparmiò. Pio XII, i comitati civici di Gedda, Padre Lombardi, la Voce di Dio, portarono milioni di militanti in piazza contro i rossi, come si diceva, contro i clericali, rispondevano dal PC. Era il mondo della guerra fredda, non c'era compromesso possibile tra un'Italia ancorata alle democrazie occidentali, agli Stati Uniti e alla NATO, e un'altra Italia che guardava a Mosca, al compagno Stalin e al patto di Varsavia, pur rivendicando una via italiana al socialismo. Gli italiani scelsero la democrazia occidentale, un equilibrio che sarebbe durato decenni e un piano di alleanze internazionali che mai sarebbe stata messa in discussione in 70 anni. Arrivo in questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, ma mi ritrovo fra amici, in modo che il viaggio possa dirsi favorevole a una ripresa di amichevoli relazioni e a un consolidamento di esse per la costituzione di un mondo migliore. Eppure, sotto il fuoco della battaglia, i due grandi partiti popolari contrapposti seppero trovare un modo per coesistere, e quando un fanatico sparò a Togliatti, il primo a dire calmate gli animi fu più che Bartali, proprio il segretario del PC. E assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. E De Gasperi gliene fu grato.